Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per 4 anni, non vincitori dei 15.000 euro in carriera. In setta ad aver accettato l'ingaggio con il numero 1 Emergenza Par, Lorenzo Baldi, al 2 Enterprise Gar, Enrico Bellei, 3 Eldorado Spritz, Andrea Farolfi, 4 Elodie ZS Aghin Piranei, 5 Era di Luce Lux Carmine Piscoglio, 6 Eva Light VP dell'Annunziata, 7 East dei Greppi Enrico Montagna. Autostart che inizia a prendere velocità, quota appena sopra la pari per Enterprise Gar, scende quella di Emergenza Par, Eldorado Spritz stabile a 3 contro 1. Si va con lotta per il comando, è veloce Enterprise Gar che prende l'iniziativa scavalcando Emergenza Par in breve. All'esterno Elodie ZS, poi Era di Luce Lux con la prima piegata. Enterprise al comando nei confronti di Emergenza, Elodie che rimane di fuori, trova posto in terza posizione Era di Luce Lux, mentre cerca di passare la prima curva per mettersi sulle gambe Eldorado Spritz. 14,3 per i primi 200 metri di corsa con Enterprise Gar che ha preso la testa su Emergenza Par. Elodie ZS allo scoperto con in scia Eldorado Spritz, 30 per i primi 400 metri di corsa. Enterprise Gar in vantaggio nei confronti di Emergenza Par. Non cambia nulla con terza in corda Era di Luce Lux che precede East dei Greppi. Ora ha rallentato in maniera decisa il ritmo Enrico Bellei, 16 la frazione in curva e viene al passaggio davanti alle tribune da chiara leader. Enterprise Gar che guida il gruppo nei confronti di Emergenza Par, di fuori Elodie ZS, in pariglia Eldorado Spritz, 800 in 1-1-3, 31,3 questi 400 metri tranquilli per la leader che si tiene sempre all'esterno. Elodie ZS attende ancora a muovere Eldorado Spritz, tende a farlo ora al chilometro passato in 1:16,6. Enterprise Gar in vantaggio, Eldorado che prova la puntata in terza corsia, in corda Emergenza Par avanti ad Era di Luce Lux, galoppa Eldorado Spritz. Enterprise Gar che allora riprende in mano per lasciare chiusa Emergenza Par, ha provato a infilarsi di dentro Era di Luce Lux che sbaglia. Enterprise in vantaggio numero in mano, 3 Eldorado nella sua Spritz scia, squalificato. di fuori Elodie ZS, numero poi 5 Era di ancora Luce Eva Lux Light, squalificato. ha sbagliato Elodie ZS all'ingresso della dirittura numero d'arrivo, prova a 4 scarpare Elodie Enterprise ZS Gar squalificato. che prova a staccare da Emergenza Par che prova a spostare Enterprise in vantaggio, flette un po' nel finale ma Emergenza Par non si avvicina, vince facile Enterprise Gar nei confronti di Emergenza Par. Al terzo Eva Light, 29,2 la chiusa, 1:15,1. Tattica perfetta quella di Enrico Bellei, la rottura di Eldorado Spritz gli permette di riprendere in mano a 400 dal palo, arriva a fermare fino all'ingresso della dirittura d'arrivo quando scappa e si mantiene in netto vantaggio, inavvicinabile per Emergenza Par. Al terzo Eva Light.